Mi trovo a Sinagra perché oggi è stata inaugurata la mostra dei presepi, pensate oltre 100 presepi che se mi accompagnate in questo video andiamo a scoprire uno per uno. Intanto la mia attenzione è stata bloccata da questa scatola, una scatola magica costruita da un bimbo di 5 anni, guardate mi avvicino, clicco su questa piccola torcia e per magia un gioco di ombre proietta il presepe sul muro. Un'idea semplice ma molto d'effetto. Andiamo a scoprire gli altri. Entriamo nelle elegantissime stanze del Palazzo Salleo e andiamo a scoprire uno per uno i presepi, naturalmente cercando anche di velocizzare perché sono veramente tantissimi e bellissimi. L'invito è di venire a visitarli. Questo è il presepe realizzato da Lina Sant'Angelo. Ma girandoci troviamo anche questi piccolini presepi di Loredana Aimi, fatti in delle bottigliette d'acqua, bottigliette di vetro, comunque tutta la fantasia possibile. Antonino Sicilia, qui leggo, altri presepi in una pigna, questo cos'è? Un recipiente con il tappo in sughero, insomma, poi guardate questo su questa finestra. Veramente delizioso, realizzato da Rosaria Reale, con dei semplicissimi tralci di legno. E poi questo, realizzato da Antonino Sicilia, sempre come quell'altro che avevamo visto prima, sono piccolissimi, pensate addirittura questo in una conchiglia. E cambiamo ambiente perché il Palazzo Salleo offre anche questi angoli molto particolari. Qui abbiamo un dipinto di Lella Raimondi. In fondo mi rapisce subito questa botte realizzata dai Rangers di Sinagra. Vediamo qui. È una botte che è stata, dentro la quale è stato ricavato questo magnifico presepe con del sughero, arricchito dal sughero. Spostandoci vediamo anche un dipinto dell'artista Pippo Lania, un artista originario di Terme Vegliatore che da anni vive nei Nebrodi a Sant'Agata di Militello, e qui invece un presepe in ceramica di Lenzo Maurizio, sembrano quadretti di ceramica. E poi spazio alla fantasia. Lina Sant'Angelo propone qui, in questa cassetta, questo simpatico presepe costruito con vari elementi. Questo è il presepe del signor Nicolò Candido. Li nomino perché ovviamente tanto lavoro e ci tengono, spero di non dimenticare nessuno. Comunque le immagini proveranno a colmare qualche mia lacuna. Proseguiamo con un altro presepe molto artistico realizzato da Catena Biaggia Ballarino e su un tronco di sughero vediamo il presepe realizzato da Loredana Aimi. Passiamo nell'altra stanza, vedete, perché andiamo a scoprire un presepe fatto completamente con il cotone. Eccolo qua, San Giuseppe, lo tocco, non si dovrebbe fare, però è tutto cotone. Qui naturalmente manca il bambinello, guardate la raffigurazione della Madonna in cotone. Il bue, l'asinello, tutto in cotone. Un presepe di Enza Giglia, leggo. E di Enza Giglia, intanto ci sono anche delle chicche in questo palazzo, di Enza Giglia è anche questo altro presepe, sempre dipinto su cotone. Un altro ambiente ancora presepe, pensate, questi sono realizzati in seta. Io poco fa li ho
toccati, sembra seta, sono dei pannelli di seta incastrati, probabilmente polistirolo rivestito, non so, comunque realizzato da Melina Tricoli. E anche questo, i remaggi con la stessa tecnica, non conosco la tecnica, però al tatto mi sembra seta. Qui abbiamo un presepe realizzato dentro una zucca, la classica zucca che abbiamo nelle campagne, un presepe di Christian Koci. Qui delle cannette di bambù, il presepe di Simone Simone, questa originalissima casetta di canne. E poi la coppa, guardate, dentro la coppa l'associazione semplicemente insieme ha realizzato questo presepe con i personaggi realizzati con delle pigne, ancora in sargiglia dentro uno scatolino, e poi dentro questo recinto vediamo il presepe di Maria Rita Noto. Eccoli qua, lasciamo questa stanza, vedete dal finestrone si vede il tavolo pieno e lo raggiungiamo. Quanta pazienza anche qui, attenzione, cura ai dettagli dati questo portone in legno con la catena. È il presepe proposto da Irene Urbino, mentre qui con dei gusci di noci decorati con della pittura a oro, il presepe di Maria e Giuseppe Saitta. Qui un tavolo con altri presepi, vediamo quello di Marzia Mancuso, dell'assessore Marzia Mancuso, realizzato su dei sassi dipinti, molto originale, vedete la mucca all'asinello, tantissima fantasia anche da parte dell'assessore. Un altro classico presepe realizzato da Paolo Lanza, con questi personaggi, immagini che sono stati sistemati su questo tavolo. Prima di lasciare, vediamo quest'altro di Maria Ricciardello, interpretato su un ramo probabilmente ricavato a mare, restituito dal mare, con questi personaggi appesi. Un modo diverso di interpretare il presepe. E adesso mi sposto nell'altra sala. L'altra sala, la sala delle cerimonie del Palazzo San Leo, dove vediamo questo primo presepe, un presepe a 360 gradi perché è costruito su base tonda da Gino Lazzaro e Carmen Caccetta, se non sbaglio di Capodorlando, un presepe che riporta tutti i simboli di Sinagre, compresa la famosissima finestrella a forma di cuore. E su questi tavoli ci sono altre creazioni di Gino Lazzaro, questo in terracotta, pensate più piccoli sono e più è difficile lavorarci. Guardate questo quanto è piccolo, magari il video non rende ma sono proprio piccolissimi. E ci spostiamo al tavolo centrale dove Lina Sant'Angelo ci presenta questo presepe realizzato con dei sassi della spiaggia. È un po' marinaro perché abbiamo lì anche la pomice che si usa per tenere a galla le reti di pesca. Continuiamo sempre a tema mare con dei sassolini di mare e poi la famiglia Paranda Russo che ha utilizzato il legno, violini di legno, quelli che si usano per fare gli incastri, insomma tutto legno. Qui andiamo al presepe di Nicola Chiaramonte, che sembra molto metallico, devo dire, tutti pezzetti di ferro, residui di saldatura illuminati con delle semplicissime batterie, e qui c'è la capanna costruita in maniera molto semplice ma molto d'effetto. Andiamo avanti con il presepe proposto da Giuseppina Noto,
Intanto io non solo vi invito a guardare il video, ma vi invito a vedere anche quanta pazienza e quanta arte c'è in questi piccoli presepi, che invito naturalmente a vedere in presenza qui a Sinagra, al centro di Sinagra, Palazzo San Leo. Questo è il presepe di Giuseppe Romeo, anche qui elementi naturali, vediamo mezza foglia di cocos plumosa, la palma che è stata utilizzata per creare la capanna della Natività. Anche qui una radica di noce, penso, di ulivo, una radica di ulivo utilizzata a creare questo presepe. Un presepe molto particolare arriva sempre da Giuseppe Fazio. Guardate questa casa in stile moderno, che girando un po' andiamo a scoprire il murales dedicato a Padre Puglisi. Delle idee, devo dire, assolutamente originali. Il presepe che arriva da Rodi Milici è stato realizzato dal signor Rao Salvatore. Partiamo da questi colombi che si muovono, come si muove anche l'omino che spacca la legna e il fornaio. Una costruzione molto meticolosa, tutta fatta da pezzettini di pietre, e all'interno vediamo naturalmente la Natività. Un'altra botte, questa costruita dal signor Antonio Consiglio. Anche qui dentro una botte che conteneva il vino, adesso contiene, guardate anche all'interno, proprio un presepe, il fico d'India, tutte le caratteristiche dentro una piccola botte, una botte che sarà alta 60 cm. Questo è il Palazzo San Leo. Andiamo avanti perché qui non si finisce mai. Ancora il sughero, anche qui vediamo con dei tappi di sughero, e qui invece il sughero utilizzato per creare la capanna. Un dipinto della Natività fatto tutto con i tappi delle bottiglie. Guardate, mi avvicino, toccarli, tappi, semplicissimi tappi delle bottiglie, bianco, azzurro, rosso. Allontanandoci naturalmente viene fuori la Natività con la stella cometa. Proseguiamo. Ancora elementi del mare mescolati con gli elementi dei Nebrodi, quindi le tralci recuperate sulla spiaggia, i sassi della spiaggia con le pigne. Altri presepi di Giorgia e Lidia Giglia, mentre questo è di Francesco e Mattia Calamonci. Tantissimi tappi di spumante sono stati invece utilizzati per creare la cornice di questo presepe. Mentre qui semplicissimi tubi di cartone, semplicissimo cartone, guardate quanta fantasia, ma quanto lavoro, sempre continuo a dire, perché a vederli è semplice, però bisogna costruirli, c'è tantissimo lavoro. Da questa parte mi sposto con un'altra costruzione, proprio di quelle fatte mattoncino su mattoncino. Guardate che bello questo presepe, e anche qui quanto lavoro. Questo è il presepe fatto da Antonello Cuscunà e Ornella Priolisi. Provo ad entrare anche dentro, guardate un po' quanto è bello. Qui la scuola primaria di Gorghi, di Sinagra, i personaggi fatti con la carta, e poi in queste stanze del Palazzo San Leo
che come vedete è bello vedere anche l'arredamento di questo palazzo. Questo è fatto tutto con la lana, guardate, un presepe realizzato tutto con la lana. Andiamo avanti in quest'altra sala dove vediamo per lo più dei presepi appesi. Enza Giglia, Nanni Zangla, questo credo sia pirografato sul legno, e Pina e Felicia Sudera, Spazio e Gioco Sinagri, Scuola dell'Infanzia di Sinagra, e poi abbiamo presepi di Pina e Felicia Sudera, anche questo in legno, un altro fatto con la lana, realizzato dal gruppo Catelab di Capo Orlando, tutto con la lana. Giorgio e Lidia Giglia, le pigne a simboleggiare Giuseppe e Maria, e della lava sbriciolata. Bello anche questo, tridimensionale, chiuso in una cornice. E poi, l'abbiamo visto prima, questo della scuola d'infanzia di Naso, scuola d'infanzia Cresta di Naso. Questo è ospitato nella classica, nel classico recipiente per le conserve, no? Questo dentro un libro, e qui abbiamo dei ritagli di carta. Guardate cosa, il pavimento costruito con dei ritagli di carta, a volte su loro stessi, tutto realizzato di carta, spettacolare. Questo presepe di laboratorio catechismo di Capo d'Orlando. Su un piatto dorato troviamo questo di Giorgio e Lidia Giglia, mentre dentro il televisore riadattato vediamo il presepe di Nino Carcione presentato dentro questo televisore rifinito con delle cannette, ecco. Alcune raffigurazioni di Antonino Sicilia, Lenzo Maurizio, Ipsaro Passione Maria, un quadro. Salvatore Anastasi presenta questo presepe intagliato in un tronco d'albero. Qui vediamo ancora, torniamo sul mare, perché dentro questa rete vediamo il presepe costruito dall'Istituto Comprensivo Castellumberto, sezione di Sinagra e Gorghi. Questo è il Comitato Devoti di San Giuseppe di Altavilla Milice, la Lega del Filo d'Oro, che ha presentato questo presepe qui a Sinagra. Dentro una cassetta troviamo sempre un altro presepe del Centro Autistico di Naso. Guardate che bellino, realizzato sempre con elementi naturali. La Villa Celeste di Capo Orlando invece presenta questo presepe su un tronco d'albero. E poi andiamo alla Lega del Filo d'Oro di Termini Merese, che ha fatto pervenire qui a Sinagra questo presepe realizzato con del sughero e degli elementi naturali anche di terracotta, insomma, i personaggi fatti con delle bottiglie rivestiti con del tessuto in maniera molto semplice, però molto d'effetto. Pensate la famosissima cesta, quella che si utilizza per la raccolta delle olive ma anche degli ortaggi, e qui diventa un luogo ideale per il presepe costruito con dei tappi di sughero. Un presepe costruito da Gesuina Pintaudi. Una scatola di cartone invece sempre per Gesuina Pintaudi, e addirittura, guardate, non so se sono incollate, provo a toccarle, i gusci di arachidi.
Il presepe è fatto con i gusci d'arachidi. E qui la Prologo di Sinagra ha voluto rendere omaggio ad un grande appassionato di presepi, un giovane sinagrese, Antonio Bivacqua, che vediamo in foto, che purtroppo è prematuramente scomparso qualche anno fa. Un appassionato di presepi, e la Prologo di Sinagra, tutto Sinagra non dimentica, e quindi è sempre presente in tutte le manifestazioni del Prologo e del comune di Sinagra. E io ne approfitto per mandare un saluto a Antonio ovunque esso sia. Guardate questo, che è stato realizzato addirittura con i semi della Cicas, la Cicas Revoluta, che diventa per l'occasione protagonista interpretando i personaggi del presepe. Sempre Maria Ricciardello, ancora qui vediamo del sughero, insomma, e poi torniamo a qualcosa di particolare. La cera, due personaggi realizzati con la cera, con la fantasia e con la cera. Un piccolo presepe ricavato dentro un libro, e poi guardate faccio vedere anche questa perché è inusuale, la portantina che veniva utilizzata per trasportare il barone ai tempi, e diventa invece oggi il supporto per questo presepe realizzato da una scolaresca. Altri presepi che ancora qui vediamo, presepi di Clove Bianca Lopresti, insomma l'invito non può che essere quello di venire qui a Sinagra e di scoprire tutti questi presepi in presenza. Delle pigne compongono questo presepe particolare. Io non so se ho dimenticato qualcuno, però mi hanno fatto notare che questo presepe non è fatto con la cera, ma con gli avanzi del galvanino, della provoletta. E chi me l'ha fatto notare? Loro, tutti quelli che hanno lavorato, una parte di quelli che hanno lavorato alla costruzione di tutti questi presepi, ai quali chiediamo un grande saluto per gli amici che ci stanno guardando. Intanto fuori c'è un altro grande presepe. Vediamo di rintracciare la presenza della Prologo per rubare anche a lei una battuta su questi presepi. Questo è grande però. Questo è quello che si vede a Sinagra, un gatto che fugge, la tranquillità, guardate, la tranquillità di un gatto. E questo è il Palazzo San Leo, addobbato a festa, addirittura con degli ulivi. E quegli ulivi sono protagonisti, perché ce ne sono veramente tanti. Ce ne sono tanti, vi porto a scoprirli, qualche passo qui a Sinagra per scoprire ormai questi vialetti. Guardate questo vialetto tutto addobbato con olivi, piante di olivi. Questo è quello che si vive in un tranquillo borgo, tranquilli gattini che fanno da cornice a questa mostra di presepi.